Buongiorno e bentornati con le informazioni di Telefriuli. C'è grande attesa quindi per la riunione della conferenza Stato-Regioni convocata per il pomeriggio per fare il punto della situazione sulla crescita dei contagi e fare proposte al governo, comprese eventuali interventi restrittivi perché non si è sottoposto alla vaccinazione. Ci dice tutto in questo primo servizio Andrea Pierini. Un Green Pass potenziato con ampi accessi anche con il passaggio in altri colori a eventi, manifestazioni e locali pubblici per chi ha effettuato il vaccino. Questa potrebbe essere la proposta al governo che esce dalla riunione della conferenza delle regioni presieduta dal governatore Massimiliano Fedriga in programma questo pomeriggio. Il tema è spinoso perché al momento nel governo guidato da Mario Draghi si vorrebbe evitare una differenziazione così marcata, anche se la crescita del contagio a livello nazionale inizia a preoccupare e per questo in questa fase si punterà a incentivare ulteriormente la campagna vaccinale e in particolare la terza dose che non ha avuto la crescita sperata. Altro nodo è quello delle mascherine e dell'igienizzazione delle mani, pratiche fondamentali per arginare il virus e dove l'attenzione dei cittadini è calata in maniera importante. Su possibili differenze tra vaccinati e non si è detto d'accordo anche il segretario del PD Enrico Letta, mentre il governatore del Veneto Luca Zaia ha bocciato possibili lockdown sul modello austriaco. Fedriga e altri presidenti dal canto loro chiedono comunque strumenti per differenziare chi ha scelto di affidarsi alla scienza e chi invece si ostina ad ascoltare sciamani che parlano senza nessun dato reale. A questo si aggiunge il problema transfrontalieri, circa 15.000 che lavorano in FVG e che arrivano dai Balcani, dove la situazione è decisamente grave a causa anche della bassa adesione ai vaccini. Oggi dovrebbe esserci un Consiglio dei Ministri, ma a quanto si apprende verrà solo resa obbligatoria la terza dose del vaccino per il personale sanitario, al netto di possibili decisioni post riunione delle regioni. L'area medica è vicina ai livelli di guardia con l'occupazione di 14 posti letto in più. Il Friuli Venezia Giulia potrebbe ritrovarsi in zona gialla già all'inizio della prossima settimana con il verdetto che arriverà domani. Nel frattempo gli ospedali si stanno riorganizzando. A Cividale vengono chiusi 3 reparti per lo spostamento del personale. Sentiamo. A un passo dalla zona gialla, il Friuli Venezia Giulia si trova in bilico alla vigilia del verdetto da parte della cabina di regia del comitato tecnico che assegnerà i nuovi colori alle regioni. Con 25 pazienti ricoverati in terapia intensiva è stato superato il limite del 10%. Il vero ago della bilancia sono i ricoverati in area medica, 178 finora. Ne mancano appena 14 per raggiungere il parametro del 15% e finire così in zona gialla. C'è quindi attesa per il bollettino sanitario che verrà emanato nel primo pomeriggio di oggi. Nel frattempo l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, che deve farsi carico anche dei pazienti che arrivano da Trieste, dove l'incidenza dei contagi su 100.000 abitanti è superiore ai 500 casi, sta cercando di riorganizzarsi. 12 posti in più sono stati ricavati ampliando la zona dell'area medica nel nosocomio friulano. La misura prevista nei mesi scorsi per fronteggiare la pandemia ha ricadute anche sulla provincia. Più personale trasferito a Udine in aiuto ai sanitari e quindi stop ai reparti. Succede ad esempio a Cividale, dove sono stati chiusi, oltre al punto di primo soccorso, anche la chirurgia ambulatoriale complessa e l'ex medicina, sospesa dall'anno scorso. È la Fondazione Gimbe a certificare l'innalzamento della curva pandemica in regione nel corso del suo report settimanale. Trieste trascina in zona gialla al Friuli Venezia Giulia dove i contagi aumentano di oltre il 30% in una settimana. Rispetto alla media italiana, pochi anche i vaccinati con terza dose. Vediamo. Trieste traina ancora la curva dei contagi in Friuli Venezia Giulia, con 638 casi ogni 100.000 abitanti la provincia giuliana è ancora in testa alla positività registrate in Italia. Non vanno meglio gli altri territori in regione, con Gorizia 369 casi, Udine 147 e Pordenone 140. Complessivamente nella media sono 409 i contagi positivi per 100.000 abitanti, quando il parametro per non andare in zona gialla è di 250. A dirlo è la Fondazione Gimbe Italia che nel suo report settimanale dal 10 al 16 novembre evidenzia un aumento dei nuovi casi pari al 36,1% quando nel resto d'Italia è al 32,3%.
La curva pandemica insomma non si arresta, così anche rimane sopra la soglia di saturazione l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva 14,3%, mentre sotto soglia ma di poco quella dei posti letto in area medica 13,2%. Il Friuli Venezia Giulia sconta in sostanza una percentuale di vaccinati inferiore rispetto al resto d'Italia pari al 75,2%, quando la media della nazione è del 76,8%, a cui si deve aggiungere un ulteriore 2,5% solo con la prima dose. Peggio ancora i dati che riguardano il tasso di copertura vaccinale con dose booster, che è del 39,2%, quando la media in Italia è del 53,3%. Terza dose che risulta fondamentale per coprire chi si è avvicinato almeno da 6 mesi, visto che è ormai comprovato che l'immunità cala dopo il periodo preso in esame. Credo che il virus sia entrato per contiguità geografica con una zona come la Slovenia che è in condizioni molto drammatiche. Un tampone su 2 in Slovenia, infatti positivo, le terapie intensive nella stessa nazione sono strapiene, non ci sono posti letto, è una situazione veramente tragica. A dirlo il segretario ANAO Assomed, Associazione dei Medici e dei Dirigenti Sanitari del Friuli Venezia Giulia, Valtiero Fregonese, in un'intervista in Blu 2000. Purtroppo non ci sono controlli al confine, ha aggiunto Fregonese, qualcuno ha sollevato questo problema. Ricordiamo che l'anno scorso la Slovenia aveva posto delle barriere fisiche che impedivano il passaggio a cittadini italiani in Slovenia e viceversa. In questa situazione in cui forse un filtro, un controllo maggiore sarebbe alle frontiere è stato auspicabile e qualcuno, anche in Regione, lo ha chiesto pubblicamente, in realtà non esiste nessun tipo di barriera, nessun tipo di filtro e il passaggio è assolutamente libero finora. Arriva invece a Udine lo stop alle manifestazioni nel centro storico. Il prefetto Marchesiello ha accolto le richieste del sindaco Pietro Fontanini che chiede ai cittadini responsabilità in questo difficile momento. Sentiamo. Stop alle manifestazioni nelle zone sensibili di Udine. Il cuore della città e la zona di Borgo Stazione diventano dunque off limits per i cortei e per le proteste statiche. Le manifestazioni periodiche, indette ad esempio dai No Pass o dai Novax, saranno ora dirottate in piazza Venerio, in piazza 20 settembre e quando terminerà la fiera di Santa Caterina in piazza Primo Maggio. A stabilirlo è stato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, che ha così accolto la richiesta del sindaco Pietro Fontanini, che a sua volta si era fatto portavoce delle lamentele dei commercianti. Come sottolineato dal prefetto Massimo Marchesiello, citando il Viminale, resta garantito il diritto costituzionale a esprimere il dissenso. Oltre allo spostamento, ai manifestanti sarà inoltre imposto l'obbligo del distanziamento e della mascherina. La situazione dei contagi impone a tutti noi di essere più responsabili, ha commentato il sindaco Fontanini, soddisfatto per la decisione assunta dalla prefettura di Udine. La situazione, ha poi concluso, ci impone anche di restare uniti per superare questo momento e salvare l'economia. Capienza ridotta al 50% per i teatri in caso di zona gialla. Allora sentiamo la denuncia dell'ERT che dice abbiamo sospeso le prevendite, siamo molto arrabbiati. L'intervista effettuata dalla nostra Paola Treppo. Siamo sicuramente il settore più colpito ancora una volta e quindi siamo molto arrabbiati. Oltretutto in questo momento è colpito il Friuli perché siamo quelli che rischiamo di andare per primi. Vuol dire che si torna alle capienze al 50%. Questo vuol dire per noi un danno di varie decine di migliaia di euro, perché proprio a dicembre avevamo spettacoli come Cristicchi e Incontrade, eccetera, che avrebbero fatto il tutto esaurito. Noi già da oggi abbiamo bloccato le vendite. Abbiamo già fatto delle campagne abbonamenti che alcune superano il 50%, dovremmo vederci come comportarci in questi casi. Siamo molto arrabbiati perché è proprio l'unico settore, cinema, teatri, eccetera, che sono i settori più sicuri perché facciamo veramente il controllo dei Green Pass a tutti tengono la mascherina tutto il giorno e qui adesso saremo anche molto polemici perché i ristoranti non lo fanno, se lo fa 1 su 10 anche in Friuli e quindi ecco, noi siamo tutti d'accordo anche sulla proposta delle regioni di fare un lockdown mirato per i non vaccinati, che è una cosa molto buona, questo permetterebbe ai vaccinati di continuare ad andare a teatro ed è una posizione unanime degli operatori teatrali, però anche questa funziona se ci sono i controlli.
La cronaca, l'imprenditore Gianluca Frappa, di 53 anni, originario di Camino e residente a Udine, l'uomo morto nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio a Codroipo tra San Martino e San Pietro. Frappa, che era stato consigliere comunale a Camino, era alla guida della sua Renault Scenic che per cause in corso d'accertamento si è scontrata con un trattore, finito poi in un fossato. Anche l'auto è andata fuori strada e si è fermata in un campo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Codroipo e carabinieri della compagnia di Udine. Aveva nel telefonino un archivio con 12.000 file pedopornografici. Un uomo di 50 anni di Udine è stato arrestato in circostanze quantomeno singolari. Sentiamo. È successo tutto durante una testimonianza come persona informata sui fatti. Un uomo di 50 anni di Udine, incensurato, ha mostrato il proprio telefonino agli agenti della polizia postale che lo stavano interrogando, lasciando però intravedere alcuni file pedopornografici che non era riuscito a nascondere. È immediatamente scattata la perquisizione in flagranza di reato, che ha portato poi all'arresto per detenzione di materiale realizzato mediante sfruttamento sessuale di minori. L'uomo infatti è stato trovato in possesso di CD e numerosi dispositivi informatici che contenevano qualcosa come oltre 12.000 file pedopornografici minuziosamente raccolti nell'arco di almeno 18 anni. Nelle immagini minori, molti in tenera età, coinvolti in atti sessuali con adulti e animali o sottoposti a torture e sevizie. La Procura di Udine ha convalidato l'arresto e trasmesso gli atti alla Procura distrettuale di Trieste. Era uscita a cena con un amico, ma all'esterno del locale ha trovato ad attendere l'ex marito che da fine luglio aveva ricevuto un divieto di avvicinamento alla donna in seguito alle sue denunce per ripetuti episodi di maltrattamenti in famiglia. La vicenda è avvenuta sabato sera quando l'uomo ha prima minacciato di morte la ex per poi venire alle mani con il suo accompagnatore. Il personale del locale è riuscito a dividere i due contendenti, ma l'ex è tornato all'assalto. È stato quindi necessario l'intervento della polizia chiamata dai gestori del ristorante che lo ha bloccato. Alla luce del mancato rispetto delle precedenti misure restrittive per l'uomo è scattato l'arresto. Ed è stato recuperato con uno spettacolare intervento nel quale sono stati usati speciali palloni di sollevamento. Il gozzo naufragato 10 giorni fa davanti al castello di Duino tra i filari di Cozze. Il natante si trovava in una profondità di 10 metri e per portarlo in superficie sommozzatori dei vigili del fuoco hanno lavorato più di 6 ore. Una volta sollevata tramite eletropompe la piccola imbarcazione è stata svuotata dall'acqua marina tanto da garantirne il galleggiamento al traino in un cantiere nautico di Monfalcone. Nel naufragio hanno perso la vita, lo ricordiamo, 2 pescatori veneti, Vittorio e Stefan Verongalli, padre e figlio. Voltiamo pagina, Cristiano Degano è stato confermato alla presidenza dell'Ordine giornalisti del Friuli Venezia Giulia per il prossimo triennio. Lo ha eletto il nuovo Consiglio regionale nella riunione di insediamento svoltasi a Trieste. Vicepresidente la pubblicista Paola Dalle Molle, già consigliera nazionale e coordinatrice della Commissione Pari Opportunità del Consiglio negli ultimi 4 anni. Sono stati inoltre confermati nei ruoli di segretario Mattia Sandri e di tesoriere Giulio Garau. Del nuovo Consiglio, rinnovato dalle urne per oltre la metà, fanno parte inoltre i pubblicisti Gianfranco Battisti e Giorgio Bellini e i professionisti Alexandra Koren, Cristian Seu e Francesca Spangaro. Chiudiamo con una buona notizia per gli amanti della musica. Lignano Sabbiadoro si conferma sempre più l'ombelico di Jovanotti. La prossima estate infatti il cantante Lorenzo Cherubini tornerà a esibirsi nella località balneare friulana con la nuova edizione del Jova Beach Party. Fortunata formula di show, live e DJ set già sperimentata in Friuli nel 2019 con un doppio appuntamento. Domani, venerdì 19 novembre, sarà ufficialmente presentato l'evento che farà parte della nuova edizione del Tour 2022 che attraverserà la penisola italiana. L'appuntamento sarà organizzato da FVG Music Live in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro, la Regione Friuli Venezia Giulia, Promoturismo FVG e Lisa Gest. E questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, ci vediamo tra pochi minuti con A Voi la Linea.